Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Lo vedete a fianco a me, parliamo subito oggi di editoria 1932 in diretta. Giovanni Firinu, grazie di essere presente. Grazie a te Fabrizio, un saluto a tutti. Un saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo, che vedono in diretta, perché no, quelle che vedranno poi in differita la puntata di oggi. Giovanni Firinu è uscito da poco con il suo settimo romanzo, dal titolo Frammenti, un romanzo edito da Carlo Delfino, editore, diciamo memore anche delle esperienze che ha avuto e che ha riscontrato, tanti successi, tante menzioni, tanti premi. È uscito con questa nuova opera, certo, uscire in piena pandemia, perché scrivere in piena pandemia non è facile. Chiedo a Giovanni come è nata l'idea di questo romanzo. Allora, l'idea di questo romanzo, come in tutti i romanzi, c'è una base di verità, quindi dei personaggi che in buona parte esistono nella vita reale. Poi è compito dello scrittore, proprio romanzarli, è il caso di dirlo, e trarne una storia che sia di interesse, di insegnamento, ma di interesse per i lettori, che trovino qualche spunto interessante nelle peripezie quotidiane che ci tocca di vivere in questo tempo. Ecco, mediamente i romanzi che escono dalla tua penna sono circa ogni 4 anni, più o meno come le Olimpiadi, no? Ogni 4 anni decidi di far pubblicare un romanzo, però questa volta invece hai preso, c'è voluto più tempo, perché l'ultimo romanzo è del 2013, che è Il sacrificio di Sanela, e dal sacrificio di Sanela a Frammenti è passato qualche altro anno, più dei 4, perché questo? Ma guarda, un po' per vicende, personali, e poi perché, dico la verità, io mi cimento anche nelle sceneggiature, quindi in questo periodo ho scritto alcune sceneggiature, alcune si sono realizzate seppur, su scala ridotta, e altre sono pronte, alcune, e spero che qualche o produttore o regista o tutte e due si accorgano di queste proposizioni e le prendano in considerazione. Per cui il tempo trascorso dal 2013 al 2020-21 è stato impiegato in altri settori della cultura, però nel frattempo ho anche scritto dei racconti, ho iniziato anche addirittura un nuovo libro che vedrà la luce più avanti, ovviamente, e quindi ho impiegato il mio tempo. Allora, per quanto riguarda Frammenti, diciamo che in qualche modo si lega benissimo al discorso legato alla sceneggiatura, perché si può definire il romanzo intimista, ha uno sviluppo narrativo di ispirazione noir, ha in qualche modo reso su carta quello che potrebbe essere un vero e proprio film, no? Sì, è vero, ma guarda, è una caratteristica, se posso chiamarla così, che si riscontra un po' in tutti i miei libri, cioè sono costruiti in maniera tale, in modo spontaneo, non è che li scriva apposta pensando alla realizzazione di un film, sono costruiti così perché mi viene, come dire, una facilità narrativa, scriverli in modo che una probabile sceneggiatura sia favorita già dal testo del libro. È un mio modo di scrivere, di esprimermi, ecco. Ma il fatto che sia costruito su una narrazione in terza persona, quindi senza entrare nella dinamica del singolo, uno dei tre, perché poi i protagonisti sono 3, sono 2 uomini e una donna, detto francamente, c'è Andrea, c'è Silvano e c'è Ilaria, poi ovviamente chi comprerà il libro leggerà e capirà di cosa stiamo trattando, ma dico in generale, il fatto che la vicenda sia ambientata e sia romanzata e narrata in terza persona, cosa sta a significare? Che è visto proprio con l'occhio da, tra virgolette, regista, oppure quasi prendere le distanze dai vari caratteri dei 3 personaggi? Ma ti dirò, guarda, la traccia narrativa è in terza persona, però notate che allorché entra in azione, diciamo così,
Andrea, che è uno dei protagonisti principali, lì io mi esprimo in prima persona, cioè l'io narrativo con Andrea è in prima persona, mentre tutto l'impianto del romanzo per la storia e gli altri protagonisti sono narrati in terza persona. È un po' un esperimento perché non sempre gli scrittori usano questo doppio binario. Io ci ho provato, speriamo che vada bene, che sia comprensibile. Allora, c'è una domanda che ti arriva direttamente dai social, saluto ovviamente Omnibus che ci segue. Scrivere ad alti livelli con neologismi gergali sardi è un vantaggio o lo rende più difficile? No, no, guarda, ti dirò, a me non mi è difficile assolutamente. Eh, io ho messo delle espressioni gergali del cagliaritano, anche perché, guarda, voglio dire, certi personaggi, sai, di quartieri poveri, un po' senza troppa cultura, e viene un po' difficile fargli o farle, se una donna, esprimere un linguaggio eccessivamente ricercato, colto o edulcorato. Per cui in certi passaggi, ben inteso, soprattutto quelli ambientati nella periferia cagliaritana, ho preferito far esprimere gli attori, ecco, diciamo così, della storia, sia con un gergo dialettale, ma anche con un gergo espresso in un italiano così, come possiamo dire, un italiano stentato, che però è tipico, chi conosce un po' certi quartieri, è un po' tipico delle loro espressioni quotidiane. Allora, c'è poi un altro elemento secondo me importante, cioè il fatto che sia un romanzo anche, diciamo così, non legato strettamente alla territorialità, perché parti da Milano, arrivi in Sardegna, ritorni a Milano, ma Milano perché? Anche lì, in questo caso, c'è un aspetto particolare che ti lega alla città, al capoluogo meneghino, oppure semplicemente perché ti veniva più facile, o Milano a Roma sono i collegamenti più brevi, no? Più Sì. frequenti con Cagliari. L'hai detto, per noi sardi Milano e Roma sono le due destinazioni principali nel continente, quindi conosco abbastanza Milano, ci vado e sono andato per altre vicende, quindi mi è parso utile ambientare la storia per certi aspetti del milanese, anche perché una parte della vicenda legata alla clandestinità delle corse automobilistiche, non solo, dei cavalli, eccetera, hanno nel capoluogo lombardo il loro epicentro. Quindi ho voluto ho voluto ambientarli nel capoluogo lombardo. Allora, in questo romanzo c'è di tutto, perché c'è una storia intricata sia per quanto riguarda appunto i traffici, quindi diciamo non proprio diciamo, gli argomenti legali, c'è una storia d'amore parallela, ci sono inseguimenti, c'è le forze dell'ordine coinvolte, cioè ci sono tanti aspetti. Ecco, da questo punto di vista è una specie di micromondo, una specie di microcosmo. Eh sì, ci sono alcuni di questi microcosmi. Uno, appunto, come accennavo poc'anzi, è quello del mondo malavitoso, quindi nel caso specifico si parla di corse clandestine, si parla, seppur marginalmente, della prostituzione, si parla poi di tutto un sviluppo narrativo che è ambientato nei quartieri, ripeto, periferici della città di Cagliari. Quindi sono dei piccoli microcosmi che in diverse parti del libro poi si fondono e intersecano tra di loro, sperando che il risultato sia un risultato appunto omogeneo che possa interessare il lettore. Allora, ovviamente io sono anche curioso, da giornalista devo essere curioso. Per scrivere un libro ci vuole comunque, ovviamente nel caso di un romanzo di fantasia, le idee chiare, però prima di arrivare alla stesura finale, quanto ci passa? Perché ad esempio uno inizia a scrivere, appunto nel tuo caso, frammenti, però parti da un'idea e poi la sviluppi, o hai già bene in testa il canovaccio su dove sistemare i protagonisti, come collocarli, cosa fargli fare o cosa fargli dire?
come funziona? Allora, nel mio caso, chiedo scusa, nel mio caso io scrivo un canovaccio cosiddetto, cioè una traccia in linea di massima che poi viene ovviamente modificata in parte, allungata, diminuita, insomma, dipende da tante circostanze, che è la base portante della storia. Eh, ma io inizio paradossalmente la parte più difficile, quella più complicata, è l'inizio del romanzo, cioè il lettore dall'inizio deve essere attratto dalla storia, dall'ambientazione, da alcuni personaggi iniziali. Poi io man mano che scrivo è come, tornando al film, è come se vedessi un film davanti a me, cioè io mano a mano che scrivo, primo capitolo, poi vado avanti, mi vengono le idee per far continuare l'azione dei vari personaggi, proprio mi vengono spontanee, seguendo come dire, il fiume carsico da cui sono spuntate le idee iniziali. Poi mano a mano vengono arricchite, sviluppate, alla fine, per non uscire una storia troppo lunga o complicata, qualche parte viene anche eliminata, tagliata, ma in linea di massima cerco di mantenere la stesura originale. Poi chiaramente va letto, riletto per limare certe espressioni, certi modi di dire. Penso che sia tipico di ogni scrittore. Assolutamente. Voglio fare l'elenco o comunque una parte dei numerosi riconoscimenti che Giovanni Firinu ha ottenuto, ad esempio il Premio Internazionale di Barbato, il Premio Internazionale Garcia Lorca, quello Poesia Narrativa a Cinque Terre, quello dedicato a Gabriele D'Annunzio, il Premio Internazionale Cilento, addirittura l'ultimo libro pubblicato, che è Il sacrificio di Sanera, abbiamo detto nel 2013 ha ottenuto il primo premio per la narrativa dedicato a Fernando Pilia, il professor Pilia, il premio della critica al premio letterario Hermes, special best al premio internazionale Montefiore, la menzione d'onore al premio Firenze Europa, al premio Alziator e finalista al premio Nabokov, sempre 2013. Ecco, di tutti i riconoscimenti, questi e quelli minori, a quale Giovanni Firinu è più legato? Ma ti dirò, guarda, a me piacerebbe che i maggiori riconoscimenti fossero legati a premi sardi, cioè promossi nella mia regione. Non sempre capita, ma non sono un'eccezione. Come si dice, nessuno è profeta in patria. Però alcuni riconoscimenti per l'ultimo libro, per il penultimo libro edito, Il sacrificio di Sanela, riguardano il premio Pilia, che è un premio come dire, promosso e sviluppato a Cagliari, oppure il premio Alziator, una menzione d'onore, e un altro l'ho ricevuto per un altro romanzo di qualche anno fa, però non sono tantissimi. Più che altro, ad esempio, il premio Barbato, Cinque Terre, io li ho ricevuti fuori dall'isola, ma mi fa piacere in egual modo. Adesso vediamo con quest'ultimo, io mando i miei libri a diversi premi che reputo interessanti e speriamo che anche per quest'ultimo ottenga dei risultati che mi farebbero immensamente piacere. Speriamo. Ovviamente te lo auguriamo. Quello che emerge è che in Sardegna, soprattutto in questo periodo, ma potremmo dire da qualche anno a questa parte, c'è un fiorire di scrittori. Non è il tuo caso perché il tuo è il settimo romanzo, quindi sei un veterano in confronto, però ci sono tante iniziative editoriali, tanti romanzi, tanti racconti, tante raccolte anche, libri di poesie, piuttosto che di novelle, di racconti brevi. Perché secondo te, o come mai c'è questa riscoperta, questo boom? C'è forse il desiderio di ritornare al passato, quindi riscoprire il cartaceo, quindi il libro, raccontarsi. Come te lo spieghi? Ma guarda, io ho letto diversi libri scritti da scrittori sardi che quasi sempre, non sempre, quasi sempre ambientano le loro storie nella nostra isola. E questo è un po' spiegabile perché la nostra isola è una fucina di suggerimenti, già per la sua bellezza intrinseca, che la Sardegna sia nel campo dei romanzi che nel campo cinematografico è
come dire, un campo aperto da cui si può attingere. E pian piano, dico, mano a mano che gli scrittori sardi hanno acquisito notorietà e successo, parliamo dei più grandi, tipo Foix, tipo il mio amico Abate, tipo quelli minori, eccetera, e mano a mano, come dire, c'è uno spirito di emulazione positivo, così Eliano Cao, che a me piace molto nelle sue storie, c'è uno spirito di emulazione che li porta a scrivere, a portare fuori quello che uno sente dentro e a ricavarne delle storie interessanti. Spesso, è anche il mio caso, spesso descrivendo scenari dei tempi passati, anche di qualche lustro fa, di 30, 50, 60 anni fa, perché le storie antiche sono quelle che colpiscono e prendono, come dire, in maggior misura. Allora, tanto ci sono alcuni commenti. Dunque, Seo ti saluta, dice Milano la cosa più bella è il treno per Roma, quindi già questo è una battuta. Omnibus ci chiede, allora, a parte che ci dice non spoilerate il libro, non l'ho ancora letto, quindi ovviamente non diciamo granché, però ti chiede qual è il romanzo scritto da te preferito. Ma guarda, è difficile. Ognuno è Dal un punto figlio, no? È una creazione. esatto, è molto. Io ogni libro che scrivo, anche quest'ultimo, per me è quasi perfetto, poi lo giudicheranno i lettori, è quasi perfetto. Diciamo sentimentalmente, ecco, uso questo termine, sentimentalmente forse quella a cui sono più legato è La stagione del fango, uscito già diversi anni fa. La dedica è a mio padre perché in qualche maniera ripercorre dei tratti della vita dei miei genitori, ambientata negli anni dell'immediato dopoguerra, anzi sul finire della guerra, dal 45 al 46-47, e quindi sono anni difficili, duri, in cui ci sono privazioni, pene, difficoltà, ma anche la speranza in una vita migliore, che pian piano ha fatto prendere coscienza a tutti noi che si poteva migliorare e renderla migliore. Ecco, La stagione del fango, sentimentalmente parlando, è quella a cui mi lega di più. Più legato. Lo ricordiamo, La stagione del fango 1998, quindi stiamo parlando di qualche annetto fa, non proprio ieri, però comunque rimasto nel cuore di Giovanni Filinu. Chi volesse acquistare il libro, ripeto ancora una volta, Frammenti, edito da Carlo Delfino, editore, come può fare? Allora, guarda, apro una brevissima parentesi. Ai nostri giorni, questo detto dall'editore, non solo dal mio editore, ma anche da altri, le librerie che vendono libri in maniera sufficiente, diciamo così, in tutta l'isola non sono più di 25. Purtroppo è questa la situazione. Allora, sì, io non so se posso dirlo, ma ad esempio a Cagliari, ecco, posso dire alcune librerie in cui il libro c'è di sicuro. Faccio per dire Tiziano, libreria Tiziano, Biblos, Dettori, Succa, Miele Amaro, Linea d'Ombra, Stazione. Ecco, a Cagliari queste sono le librerie in cui lo si trova sicuramente. A Oristano c'è Mondadori e Cano, a Nuoro c'è 900, a Sassari c'è Coinè e altri 5 o 6 importanti. Allora, questo in Sardegna, però siccome ci seguono anche da fuori la Sardegna, e Omnibus è uno di questi, come può fare per acquistarlo? Guarda, al momento l'unica cosa è mettersi in contatto con l'editore Delfino, con la speranza che Delfino, come dire, provveda almeno in alcuni punti di C'è la vendita possibilità più di averlo in appetiti. digitale, per intenderci, c'è la possibilità. Sì. Ecco. Quindi al momento diciamo che soprattutto la diffusione è nell'isola di Sardegna, però pian piano dovrebbe anche in qualche punto vendita, tipo non so, faccio per dire Roma alla stazione Termini, dico per dire, Eccolo qua. o Milano negli aeroporti, ecco, per dire Infatti questi SEO sta chiedendo a punti. Roma dove? Stazione Termini, ad esempio, l'abbiamo, Sì, però oppure anche su Amazon, vediamo, su questo non lo so. Amazon, vede, su Amazon c'è anche qui una brevissima parentesi. Su Amazon ho sentito non solo il mio editore, l'ottimo Carlo Delfino, ma anche altri, c'è una sorta di conflitto per i libri, come dire, appena usciti,
gli editori preferiscono che non vadano su Amazon. È un problema di interessi, non lo so, non mi addentro in questo campo, però preferiscono mandarli su Giovanni, Amazon comunque quando vedi, son già i- quando sono usciti da un po' di tempo. Bolzano, ci chiedono anche da Bolzano dove poterlo acquistare, insomma ci sono tante persone, quindi magari l'opzione digitale perché è immediato, perché ovviamente Certo, non ci sono i costi di spedizione, hai la possibilità di sfogliarlo nel tuo tablet, certo. nel tuo Poi Kindle che tu sai. in ogni caso lo dico sempre a coloro che mi conoscono, comunque hanno dei contatti con me, nel caso ci sia il desiderio, ben venga, di leggere il mio libro e loro risiedono in regioni lontane, l'autore o l'editore o l'autore addirittura farà in modo in qualche maniera di farglielo pervenire, ecco. Questo basta Perfetto. che mi Allora, contattino. sì, allora io ti faccio l'ultima domanda, che è quello che ho fatto sempre, che faccio sempre a tutti gli ospiti in chiusura. Il sogno nel cassetto. Il sogno nel cassetto è quello di cui abbiamo fatto cenno, realizzare un film da uno dei miei o romanzi o racconti. Ho scritto anche diversi racconti Sì. che, ripeto, a mio modestissimo parere, ben si adattano a una riduzione cinematografica. È un appello che faccio ai registi sardi, ce ne sono bravi, Ce ne sono anche che ci seguono, quindi magari può essere benissimo, un'occasione. si La mettano in stazione, contatto con scusa, me, con perdonami, le, con... Seo dice la stazione Termini è grande, quindi tu hai detto il libro è per stazione Termini, è grande, Benissimo, ma sarà in speriamo di avere libreria, il contatto giusto. sarà nella libreria della stazione Termini, credo, no? Sì, Il libro. questo solleciterò l'editore perché provveda in tempi brevi, molto brevi. E domani giro tutte le edicole. Quindi il sogno del cassetto di Giovanni è quello che appunto questo racconto o uno dei suoi racconti, perché ripeto, sono tutti, hanno più o meno tutti la traccia e lo stile cinematografico, possano diventare sceneggiatura per poi diventare un film. Questo è ovviamente un augurio. Ricordo ancora una volta il libro Frammenti, romanzo edito da Carlo Delfino. Giovanni Firinu, ovviamente ti ringrazio della tua disponibilità. In Grazie bocca a al tutti lupo per voi. questa avventura e per le prossime. Grazie mille, grazie. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, grazie ovviamente alle persone che condivideranno, che hanno visto, che vedranno anche in differita la puntata di oggi. Io vi do appuntamento invece per Offetto Sera, il talk show sul social, a domani mattina per la rassegna stampa. Grazie a tutti, Saluto a tutti gli ascoltatori, a presto. buona serata, grazie, ciao a Grazie, tutti, ciao grazie. ciao.